Il medico che ha diagnosticato l'autismo a mio figlio ha detto: la mente di un autistico è portatrice di un pensiero rivoluzionario. Facciamo vedere a queste stronze chi comanda. Ezra! Vorrebbero che lo mettessi in una scuola speciale. Mandalo in palestra e tirar fuori le sue qualità. Oh! Deve anche poterci abbracciare senza urlare. Starà in una scuola fatta per lui. Va tutto bene, Ezra, ok? Suo figlio ha messo in pericolo se stesso. Non è vero! Ecco da chi ha preso il comportamento pericoloso. È una decisione del giudice. Non puoi avvicinarti a Ezra. Deve essere umiliante farsi salvare dal fidanzato di tua Ti moglie. prego, smettila. Ehi, ma che fai? Non ti preoccupare. Non puoi prendere la macchina. Muhammad Ali contro Fraser. Devo portarlo via. Di ciao, papà. Buongiorno. Ezzy? Ezra! Tu hai rapito Ezra! Non l'ho rapito, sono il padre. Devi riportarlo a casa subito! Ma dove sei finito? Vado in viaggio con mio figlio. Io credo che morirò vergine. Troverai una persona che ama i dinosauri, Dostoevsky e i Griffin. Harper ti segue sempre così. Sì, sempre. Che cane fortunato. Vogliono che frequenti una scuola speciale, ma lui è l'unico che non mi faccia sentire sbagliato. Certo che è così, perché lui è perfetto. Io non voglio fermarti. Hai una famiglia che ti ama, che ha bisogno di te. La parola autismo viene dal greco, stare nel proprio mondo. Non voglio che stia nel suo mondo. Io lo voglio in questo mondo. Ehi, ti voglio bene. Signor Seagull, lei è triste perché è calvo. Sarcastico, scritturerò tuo figlio. Then there's